Presidente, onorevoli colleghi, intervengo da ex sindaco di Porto Empedocle che si è battuto per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio, del patrimonio paesaggistico, culturale, archeologico, per invitare il Presidente Meloni, il Ministro Frattini, il Ministro del Turismo, che hanno deciso come location ideale del futuro rigasificatore la città di Porto Empedocle. Volevo invitarvi tutti a venire ad Agrigento e a Porto Empedocle, Agrigento, capitale della cultura 2025, e Porto Empedocle, porto dell'antica Cracas, cuore pulsante della Magna Grecia, nella Valle dei Templi, in cui le vestigia dell'antica Grecia vengono preservate e rivive in tutta la sua magia la cultura greca riprodotta nell'alba degli dei e nei tramonti in cui le colonne doriche si tingono di rosa. Venite a visitare il paese natale di Pirandello, il luogo dove sono deposte le sue ceneri, da cui si domina dall'alto Porto Empedocle, le spiagge del Caos di Marinella di Vigata, ma fatelo prima di porre in essere questo scempio, perché la Valle dei Templi è patrimonio universale dell'umanità e quello che fate è un crimine, che farete è un crimine, perché il patrimonio culturale dell'umanità segna la nostra identità culturale e morale ed è solo un'ipocrisia rifarsi alla patria se poi non si difende ciò che è della patria e dei valori nostri in massima espressione. Faccio appello al Governo perché riveda questa scellerata decisione, ai colleghi di maggioranza e di opposizione perché si oppongano e si uniscano alla battaglia contro questo scempio, e ai colleghi siciliani perché se amano veramente la loro terra, la Sicilia che è nostra madre, lo dimostrino in questa sede, senza ipocrisie e senza tentennamenti. Grazie.